questa giornata di gare del 16 luglio. ...2022 qui al Robis Ranch di Piazza Armerina. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sa, prova, 1, 2, 3. Ancora qualche minuto di pazienza da parte dei cavalieri. Partiremo come sempre dalla categoria Pole Bending Open. In questo momento già possiamo... E allora ancora qualche minuto di attesa i nostri cavalieri e poi potremo dare il via a questa penultima giornata di gare del nostro campionato NBHC, questo campionato. Ancora qualche minuto di attesa, intanto ne approfittiamo per ringraziare gli sponsor Equiplanet e poi abbiamo Selleri Anuzzo che ci ha accompagnato anche lui per tutta la stagione, sempre presente nei nostri campi gara. Ringraziamo tutto lo staff il nostro giudice e la nostra segreteria.
sì, oh, sì, sì, mi resta di te, mi resta di te, per venirti a cercare. Oh, 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 sì, sì, sì. E allora, come di consuetudine, partiremo dalla categoria pole bending, schiera Mario, Di Maggio Giuseppe, Aucello Giada, Iacono Maurizio, Marino Tindaro e Aucello Eliano. Successivamente andremo avanti con la categoria Brain Racing Novice Horse. Novice Rider, e successivamente chiuderemo con Open, Junior e Youth categorie di giornata. Poi chiedo gentilmente al giudice, appena un secondo, di... Oh, oh, sì, sa, sa, sa. Sì, oh.
sorteggio. Intanto il gentilissimo giudice mi comunica che deve fare il campo, grazie. Giorgio, dare le 5. E allora chiedo gentilmente a tutti i cavalieri di lasciare il campo, grazie. Ripeto, i gentili cavalieri di lasciare il campo, grazie. E allora comunichiamo che dal sorteggio è uscito il numero 2, la prima batteria per la categoria pole bending del trattore. Vedremo in campo Schiera Mario, Di Bangio Giuseppe, Aucello Giada, Iacono Maurizio, Marino Tindaro e Aucello Giada. Scusatemi, Aucello Eliano, numero 8. Dell'associazione regionale NDH, ciò che serve per prendersi cura del vostro animale, e inoltre Selleria Nuzzo, quindi selle e tutto ciò invece serve più al cavaliere che al cavallo, colui che ci ha sempre accompagnato in queste tappe, sempre presente a partire da Messina.
Palermo fino qui a Piazza Armerina. Ringraziamo ancora una volta Selerianuzzo e inoltre il Rodis Ranch di Piazza Armerina e tutto il suo staff che hanno lavorato duramente in questi giorni e stanno continuando a lavorare ancora. La tappa del campionato regionale, si prevedono 2 giorni di fuoco perché i nostri cavalieri dovranno adesso tirare le somme per aggiudicarsi i titoli regionali di varie divisioni e categorie, quindi si prospetta tanto spettacolo in questo Rodis Ranch, in questo weekend di gara. Molto forte, c'è ancora tutto da scrivere. Sì, sì, sì. Fabio, saluta la diretta. Grande! Ricordiamo che siamo in diretta su YouTube, quindi potete condividere il link con tutti i vostri amici e parenti per dar modo di seguire anche da casa. Solo giudice, sei il protagonista. Un applauso anche al nostro giudice che ha avuto il campionato. Ringraziamo i nostri sponsor Equiplanet. La getteria è pronta? Un altro secondo. E allora ci siamo. Noi in sella a Luana chiamiamo Mister Fabio Emmolo. Giudice, quando vuoi facciamo aprire i cancelli. Fabio in sella a Luana. Fallo Emmolo Fabio. Come abbiamo già ben detto, saranno gare molto al limite perché in questi 2 giorni scriveriamo i 6-6-7.
26-6-6-7. Il tempo di Emolo Fabio e Luana. Binomio numero 2, Arena Roberto, FR Double Spirit Bar. E questo sarà l'ultimo binomio per la prima. Arena Roberto FR Double Spirit Bar. Doppio applauso per questo binomio, perché è colui che ci sta ospitando qui al Robis Ranch di Piazza Armerina, Arena Roberto FR Bar. Purtroppo l'abbattimento del balletto numero 3 costa la prestazione di oggi, dovrà rifarsi domani. Facciamo comunque, come ho detto, un doppio applauso al Roberto Arena, non solo per l'ospitalità, ma anche purtroppo per la sfortuna. Accompagna il proprio cavallo all'uscita. E intanto attendiamo l'uscita dal campo e facciamo entrare il trattore, grazie. Era Mario e Firewater Canada, Di Maggio Giuseppe, DM6 Docs, Aucello Giada, Spotlight Nick, chiuderà Iacono Maurizio, NCS, grazie. Roberto, se puoi mi mandi qualcuno, grazie. Ripeto, il giudice ha bisogno di un assistente di campo. Quindi Equiplanet, Selleria Nuzzo, ricordiamo inoltre il costo di 10 euro per vincere una fantastica piscina. Ripeto, biglietti al costo di 10 euro per aggiudicarsi una piscina. Sì, alziamo il volume, ok.